Sindaco Chies, ennesimo episodio di rissa in centro storico. Qual è la posizione del comune al riguardo? La posizione innanzitutto è di non sottovalutare questi episodi, sono due episodi completamente differenti. Il primo riguarda i cosiddetti Maranza, che io chiamo deficienti, che si spostano in centro e su questo abbiamo attivato le pattuglie che partiranno da questo fine settimana di presidio fisso in centro città. Per quanto riguarda invece la questione della rissa al bar, erano clienti abituali che hanno bevuto più del dovuto e per questo ho fatto un giro per i locali della città, che tra l'altro sono locali dove gli esercenti si comportano bene, ricordare loro però di non dare da bere alle persone già in stato alticcio. Questo è importante perché tante volte magari si dà da bere qualcosa in più e poi sfociano queste risse. Quindi c'è stato un confronto con gli esercenti che è stato positivo, alla fine c'è un obiettivo comune. Assolutamente sì, anche loro sono contenti di questa stretta perché dicono che per l'80% che si comporta bene c'è un 10%, 15-20% che si comporta male e che va punito. Ecco, il comandante Mallamace ha affermato che in realtà i reati sono in diminuzione a Conegliano. Quindi, da questo punto di vista, come si può leggere questa sensazione, questa percezione di degrado? Bah, i dati della questura dicono questo, che sono in diminuzione, però questo non vuol dire che non possiamo tollerare quello che succede. Sono magari meno episodi, però che danno più fastidio e danno più senso di insicurezza e su questo bisogna lavorare molto, per cui la pattuglia fissa in centro servirà proprio a questo. Grazie. Grazie a voi.